Eccoci insieme, cari telespettatori, un altro tema molto importante. Parliamo di lavoro, ma in questa volta di disagio lavorativo, di situazioni che si verificano nell'ambito lavorativo tra colleghi, tra parti datoriali, datori di lavoro, situazioni molto pesanti, anche di mobbing. Ma che differenza c'è tra disagio lavorativo e mobbing? Quando si arriva a una situazione così pesante da definirla mobbing? Insomma, ai giorni nostri ci sono delle sfumature molto particolari, molto soggettive, legate anche alla tipologia di realtà aziendali che si vivono nel quotidiano nel nostro nord-est, aziende anche molto piccole, di caratura familiare, aziende artigiane oppure grandi realtà. Ma purtroppo tante situazioni continuano a ripetersi nel tempo e allora ne parliamo insieme ai nostri esperti del Centro Antimobbing di Padova. In modo particolare abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio la dottoressa Barbara Bagante, che è la fondatrice del centro e anche la presidente, grazie di essere qui con noi, la dottoressa Daniela Benvenuti, psicologa clinica e forense, grazie anche a lei, quindi ci spiegherà cos'è anche una psicologa forense ai nostri telespettatori. Buonasera. E poi il dottor Giovanni Petrucci, psicologo del lavoro, grazie Buonasera. anche a lei. Tra l'altro avete tenuto un momento molto importante, un convegno che si è tenuto per affrontare questo tema del disagio lavorativo, dello scollamento tra domanda e offerta, che è un altro tema perché tante aziende non trovano lavoratori, tanti lavoratori non sono soddisfatti e realizzati nell'ambito lavorativo, giovani e non necessariamente giovani. Questo è un tema che affrontiamo anche spesso e di frequente, è una domanda che poniamo alla parte datoriale, alle categorie, alle associazioni di categoria, presidenti e associazioni di categoria, che non ha risposta. E allora darò a lei la parola a questo punto di vista, dottore. Presidente, allora, Centro Antimobbing di Padova. Innanzitutto, che cos'è questo centro? Visto che l'ha fondato lei, è una curiosità, come è nata anche quest'idea di creare un centro antimobbing? Allora, che anni erano? L'anno di nascita del centro antimobbing è il 2008 e in quegli anni si parlava di più di disagio lavorativo, di mobbing, nascevano i primi casi, c'erano le prime sentenze e con un gruppo di colleghe di provenienza diversa, quindi avvocati, personale delle istituzioni di vigilanza, eccetera, facevamo un corso all'Università di Verona per consigliere di fiducia, che è una figura che dovrebbe essere presente in tutte le pubbliche amministrazioni e nelle grosse aziende, e sarebbe la persona alla quale rivolgersi in caso di disagio lavorativo, che aiuta a risolvere il problema e portatrice di fiducia sia dalla parte del lavoratore, perché è esterna all'azienda e distante dall'azienda, che dall'azienda che le dà l'incarico, ed è una figura che potrebbe essere potenziata e anche molto importante. Certo. E ci rendevamo conto che se a livello europeo, in altre realtà tipo la Francia, questi centri nascevano dall'istituzione ed erano un po' terzi rispetto al sindacato, che è dalla parte del lavoratore, o al datore di lavoro, e quindi abbiamo fondato questa associazione dove poter accogliere e fare questa parte che è importante di sentire le persone e cercare di inquadrare che cosa sta capitando, perché tutti noi per mille motivi viviamo tante volte un disagio lavorativo, ma non è sempre mobbing. Infatti allora a questo punto, prima di continuare, perché c'è la premessa, che cos'è il disagio lavorativo? Proprio spiegato in soldoni, secondo, questa domanda la pongo a lei, la pongo anche a lei come psicologo forense e anche vediamo le tre analisi, sfaccettature per far capire a voi telespettatori che ci ascoltate che cos'è questo disagio e poi vedremo che cos'è il mobbing, quindi forse ci serve a monte questo presupposto, perché non tutti ce l'hanno ben presente, perché c'è chi pensa ad azioni anche molto cruente, forti, ma non necessariamente così. Quindi qual è? Allora, quando uno va a lavorare e ad esempio non ha soddisfazione per la mansione o è bloccato nella sua capacità di esprimere le proprie potenzialità, eccetera, può vivere una frustrazione e quindi non stare bene al lavoro, ma questo non è mobbing. Ci sono situazioni in cui, faccio un'altra ipotesi, una lavoratrice va a lavorare, viene molestata da un collega, è chiaro che lei sta male, ma anche questo non è mobbing. C'è invece una situazione in cui c'è un'idea del datore di lavoro di, tra virgolette, farti fuori,
e fa delle azioni che possono essere anche legittime, inizia a farti richiami disciplinari per ogni cosa che sbagli, inizia a toglierti delle mansioni o a isolarti oppure a darti troppo carico lavorativo, ecco che lì iniziano a definirsi i contorni di quello che poi sia, che poi un giudice dirà è mobbing, perché è una definizione della giurisprudenza mutuata dalla etiologia, praticamente dallo studio degli animali, quando c'è questa aggressione, no, anche di un branco nei confronti del singolo, però vivi questa situazione, ma inquadrarla esattamente, questo è un lavoro abbastanza pesante, che è quello che fa il centro, cioè chiede alla persona cosa c'è e da quello si cerca di capire se è una discriminazione di genere, se è una molestia sessuale, se è mobbing, se è invece anche un errore tuo di aver fatto o di aver accettato un lavoro che non ti potrà mai dare delle soddisfazioni. Certo, ci sono anche delle visioni personali, a volte alterate, per varie motivazioni. Io credo un caso bellissimo, l'abbiamo seguito con la dottoressa tanti anni fa, di una persona molto introversa, eccetera, che era lui che generava, come dire, una certa distanza, no? Ha aiutato a superare le proprie difficoltà, ha trovato invece poi uno sviluppo lavorativo adeguato e soddisfacente. Esatto, ha toccato un aspetto molto importante, perché non sempre l'ambiente dove una persona si trova è il più adatto alla realizzazione di quella persona sulla base del carattere che magari ha, e quindi questo può provocare disagio e viverlo anche come una vessazione continua, un ambiente di creativi con una persona che magari invece è molto più inquadrata. Ma insomma ci sono tante situazioni, le analizzeremo nel corso della trasmissione. Dottoressa, abbiamo parlato di disagio lavorativo, anche di molestie. Spieghiamo bene, andiamo oltre quindi, come lo definirebbe per aiutarlo a farlo capire e che chi magari sta vivendo questa situazione si possa ritrovare? Allora, molto spesso la situazione mobbizzante o di disagio non viene percepita subito come tale dal lavoratore. Il lavoratore diciamo che subisce una serie di azioni per cui gradatamente scivola nel malessere. Perciò molto spesso mi capita che vengono da me, vengono da noi e poi magari da me come psicologa dicendo: io non sto bene al lavoro, ma non so bene se è colpa mia o se è colpa dell'ambiente o se io non sono adeguato. E questo, ci sono persone che hanno delle idee molto chiare, dire io subisco questo, questo e questo, io so di valere, però vengo richiamato, vengono fatte osservazioni, ho una persona che mi sta dietro, perché succede spesso, finché lavoro mi osservano, finché lavoro, che è una situazione veramente antipatica. Oppure ragazze che dicono: ma il datore di lavoro mi ha chiesto se vado a fare una gita con lui, cosa devo fare? Beh, dico, non so, direi proprio di no. Ma però magari hanno paura di perdere non sanno mai che distanza mettere, ma soprattutto il lavoratore che è oggetto di vessazioni sul posto di lavoro molto spesso non ha coscienza a un certo punto mette in dubbio quanto vale effettivamente, e soprattutto è una situazione che un po' alla volta si delinea, perché il dipendente è nella situazione psicologica di andare al lavoro tutti i giorni dicendo: ieri mi hanno fatto così, oggi cosa mi diranno? Non è una situazione chiara. Le persone hanno bisogno di prevedere le situazioni, gli serve molto, e qui è una situazione totalmente imprevedibile. C'è l'elemento ci deve essere l'elemento del dolo, quindi la volontarietà di intraprendere un'azione atta a provocare certe conseguenze o reazioni, o non necessariamente? E quindi dove dalla parte datoriale o dei colleghi di lavoro, perché poi possono essere anche una situazione di un ambiente di lavoro che diventa insostenibile per varie rivalità, non c'è l'elemento doloso, è comunque sempre ravvisato
disabile il mobbing oppure queste molestie, questa insofferenza? Secondo me no. Il mobbing di solito è un'azione volontaria nei confronti di una o più persone da parte di una o più mobber, ma il disagio può anche nascere in un ambiente per esempio molto stressato, in cui sono aumentati i ritmi di lavoro, magari molti colleghi si sono licenziati o sono andati in pensione, quelli che sono rimasti si sobbarcano il lavoro degli altri. Che è molto frequente questo, tra l'altro. È un problema assolutamente attuale. E in alcuni settori economici sono calati, io ho notato negli ultimi anni, ma in realtà è un trend che va avanti da molto, sono calati le percentuali di ricarico sul prodotto, sulla vendita, sul servizio, e quindi è calata la percentuale che l'azienda può ricaricare su quel prodotto, complice la concorrenza nazionale o internazionale, complice nuovi metodi di produzione più avanzati. Le aziende magari meno avanzate si trovano a dover concorrere in un mercato più difficile e quindi ad avere meno guadagni, meno marginalità, e quindi non si può permettere un numero di lavoratori sufficienti a svolgere l'attività in modo tranquillo, in modo normale. Aziende in cui, anche dove c'è questa possibilità, il lavoro è organizzato male. È organizzato in modo da perdere più tempo del necessario, causare più stress nei lavoratori e quindi creare dei momenti di disagio, delle situazioni di disagio che non sono accanimenti nei confronti di qualcuno, ma è una situazione più o meno diffusa di disagio legata a ritmi, legata a contingenze. Pensiamo per esempio agli ambienti medici durante l'emergenza Covid. Infatti stavo pensando proprio a questo. Torniamo dopo su questi aspetti. Presidente, ma allora anche il vostro centro agisce come un luogo di ascolto, di consulenza, di supporto, eccetera, anche in queste situazioni così, anche borderline a volte, perché ha detto non c'è l'elemento persecutorio intrinseco, cioè estrinsecato, ma intrinsecamente c'è una situazione di disagio. Allora, intanto chiariamo che non essendoci una legge che dà una definizione, eccolo qua, presupposto, non c'è una legge. La giurisprudenza si esprime, per molto tempo l'intento persecutorio era una caratteristica fondamentale. Poi recentemente con alcune sentenze questa è stata tolta. Ma se riusciamo a parlarne, no? Prima di arrivare a dover fare una causa, il disagio lavorativo va sempre affrontato perché fa male, e questo è importante sia al lavoratore, che comunque ne paga pegno dal punto di vista personale in salute, ma anche all'azienda. E dopo eventualmente le faccio una domanda io. È importante, noi cosa facciamo? Noi quando una persona sta male non sa esattamente né come inquadrare né cos'è, cosa non è, forse qualcuno si ritrova su alcuni concetti e via dicendo, però ancora non abbiamo questa cultura radicata, no? Che quell'atto è sbagliato. No? Forse più negli Stati Uniti, che c'è da tantissimi anni che si è fatta anche una campagna di sensibilizzazione da questo punto di vista. Anche in tanti altri luoghi d'Europa, insomma in tante nazioni. Allora, e peraltro il mobbing è composto anche da azioni omissive, cioè chiedo le ferie e nessuno mi dice niente, hanno solo omesso, no? E io sono insicuro e sto male. O legittime, il richiamo disciplinare è un bellissimo strumento, voglio dire, del datore di lavoro, che dovrebbe fare anche crescere, perché è anche giusto che dica no, c'è un errore, però dipende da come lo usi, nel senso che può essere anche persecutorio, se è reiterato, se uno per 20 anni, 25 anni ha sempre lavorato serenamente, non ha avuto un richiamo disciplinare e in 3 mesi ne ha 10, lei capirà che qualcosa, o una persona è impazzita, ma potrebbe essere affrontato il problema in un altro modo. Ecco, il centro è uno spazio in cui si può parlare di questo e si cerca di dipanare qual è lo stato delle cose, se si può chiamare mobbing o non si può chiamare mobbing. Sarebbe bellissimo riuscire sempre a intervenire in ottica di prevenzione.
c'è una persona ad esempio che si è rivolta in questi giorni che si sta rendendo conto che verrà fatta fuori, con tutta una serie di cose che insomma 1 più 1 fa 2, se uno inizia a dirti no non vai bene, no non vai bene e via dicendo, ne assumono già un altro e ti tolgono le competenze, quella sarà la fine che farà. Ora, al posto di tirare avanti questa cosa per 8 mesi, 10 mesi e farle venire un esaurimento nervoso, non ha senso parlarne prima e dire come stanno le cose e trovare modo a ricollocarsi, perché può capitare anche questo, no? Di non trovare quello che ti aspettavi e voler cambiare, no? Però perché usare questo sistema della devastazione sulla persona e non arrivare a parlarne e risolvere il problema senza metterci in mezzo la salute delle persone, insomma. Questa domanda, perché effettivamente arrivare al punto di perseguitare una persona, di rendere il lavoro difficile, la quotidianità, e non affrontare, come diceva la Presidente, che può sembrare anche a tanti che vivono certe situazioni, dialogo aperto, non vai bene, perché? Allora, distinguiamo che a volte è il clima lavorativo, i rapporti con i colleghi che non sono ottimali, e lì bisogna agire, chiaramente non è mobbing, bisogna agire però a livello del clima lavorativo. Il datore di lavoro è responsabile del benessere dei suoi dipendenti, questo dobbiamo mettercelo in testa. E un clima... Quindi esiste qualcosa, una tutela del benessere? Questo benessere esiste, è materializzabile? Sì, deve esserci una tutela del benessere. Mi sembra adesso il dottor Petrucci, sì, dopo passiamo la parola al dottor Petrucci, lo sa meglio di me, che le aziende debbano fare un questionario ogni tot per sondare quanto i dipendenti stanno bene al lavoro. Poi perciò il disagio lavorativo non sempre viene dai dirigenti, dai superiori, a volte è proprio correlato alla base. Io ho notato una cosa, a volte l'organizzazione è carente, cioè il datore di lavoro non si preoccupa di realizzare una organizzazione dove le direttive siano chiare, dove le mansioni e le varie mansioni siano omogenee e certe, e perciò ne soffrono tutti i dipendenti a vario livello. E qui, però, tornando alla domanda di prima, perché non parlarne? Perché arrivare a creare un disagio? Perché lei dice perché non è magari il datore di lavoro consapevole o a conoscenza? Perché non sempre ci sono i presupposti perché le persone si sentano libere e non vincolate per esprimere il loro disagio. Molto spesso le persone hanno paura. E questa è un'altra componente, quella della paura. Esatto. E andiamo ad affrontare anche quella dopo perché è importante. Allora, benessere lavorativo, accennava la dottoressa, passa a lei la palla. Sì, e quindi cosa vuol dire? Perché è misurabile? C'è un questionario? Allora, cos'è questa cosa del benessere lavorativo? Daniela si riferiva alla valutazione dello stress lavoro correlato, che è un obbligo del datore di lavoro nelle valutazioni dei rischi lavorativi. Ogni azienda è questa è la sicurezza sul lavoro. Esattamente. Allora, dove c'è un ambiente, non so, un cantiere edile, ci saranno i lavori in quota, ci saranno i carichi sospesi, i rischi relativi a quell'attività specifica. Da anni è passata la norma che mette lo stress lavoro correlato all'interno di questi rischi di tutte le aziende, perché tutte le aziende edili, commerciali e così via hanno il rischio di stressare i propri lavoratori. Attenzione che questa espressione però, stress lavoro correlato, non è legata direttamente allo stress dovuto al lavoro, perché il lavoro è stressante di suo, se no non sarebbe un lavoro. Diciamo, indica quello stress che viene dalla cattiva organizzazione del lavoro, e di mezzo c'è anche il benessere. Vedere lo stress lavoro correlato come l'opposto del benessere lavorativo. Ma chi è che attiva questo controllo? Poi esiste, come prima la Presidente diceva, ci manca una fonte normativa, una legge che definisca i presupposti. Anche questo, c'è un questionario che periodicamente... Ci sono delle linee guida
che sono state pubblicate da diversi enti. Uno che valuta questo rischio può abbracciare alcune linee guida o altre. L'importante è che venga fatta un'attività di valutazione iniziale e poi monitorizzazione nel tempo di questa situazione, quindi che si colgano certi segnali che lo stress dovuto alla cattiva organizzazione possa aumentare per cause X da determinare, oppure meglio, insomma, che possa calare e quindi la situazione organizzativa possa migliorare. Allora, un'altra domanda. Come tutti i rischi, appunto, certo, lavorativi. Molto pragmaticamente, le pongo la domanda, poi andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme perché mi risponderà dopo, ma a questo punto, in un'azienda, in un ramo d'azienda, in una struttura si crea questo stress lavorativo che non è correlato al fatto che uno deve fare il suo lavoro, che magari può essere anche più stressante o meno. A chi deve rivolgerci? Va dal sindacato, che cosa deve fare? Perché chi ci ascolta dice, sì, io vivo una situazione di stress lavorativo insieme al collega o ai colleghi, ma che cosa devo fare pragmaticamente? Quindi risponderete tutti e tre ovviamente. Pubblicità, restate con noi, canale 19, tra poco.